Questo qui si dice tecnicamente che è un par 3, quindi devi chiudere la buca, devi andare in buca con 3 colpi. Però questo per quelli bravi. Favorire i contatti fra i giovani che esercitano diverse professioni ed esplicano diverse attività lavorative. Dimostrare come tutte le professioni ed attività lavorative, esercitate con onore e coscienza, siano utili alla comunità. Spronare ogni membro a contribuire con il suo personale esempio al prestigio della propria professione o attività lavorativa. Loro perdere altri 6 kg. No, tu cosa mi hai detto stamattina? Sì, lo sai che sono un grosso. Abbiamo parlato di finanza, abbiamo parlato di rally, stasera parliamo di pugilato, abbiamo parlato di start-up. Abbiamo cercato di coinvolgere delle personalità, a nostro avviso, degne assolutamente di nota per il loro percorso umano, professionale, per quello che hanno fatto e stanno facendo tuttora. Abbiamo Luca Rigoldi qui con noi. Luca, io ti ringrazio per aver innanzitutto... Grazie. In quel momento, all'età di 14-15 anni, mi sono allontanato dal calcio perché i ragazzi in quel momento lì cominciano un pochino a percepire quali sono i piaceri della vita, no? E quindi cominciano a fare lo sport per sport e non per spirito di sport. Aveva il bisogno di trovare qualcosa che lo facesse anche, come dire, entrare dentro ad uno sport che canalizzasse tutte le energie che aveva, ok? E comunque da giovane ragazzo che ero, 14 anni, 15 anni, 14, e ho cercato il pugilato tra i tanti sport di contatto che c'erano, perché secondo me il pugilato aveva qualcosa in più. Intanto il pugilato è la nobile art, no? E quindi è sempre stato chiamato così. In più il pugilato è uno sport praticato alle Olimpiadi, quindi di grandi tradizioni soprattutto negli anni 60, 70 e 80 fino agli anni 90, poi gli ultimi periodi diciamo ha avuto un po' di declino, speriamo di riuscire a risollevarlo questo sport. E ho deciso di avvicinarmi a questo sport appunto per queste cose, per queste caratteristiche. Uno sport individuale dove non dovessi più contare sulle gambe dei miei compagni di squadra, che non avessi più la necessità, diciamo, di fare uno sport che non contasse più sulle mie qualità, e in più che sapesse sfogarmi e che mi insegnasse un pochettino anche quelli che sono i valori, diciamo, che il pugilato rappresenta, appunto avendo una grande tradizione nel territorio. E mia madre in quel momento lì è stata lei a spingermi mi ha aiutato a fare quella scelta, mentre mio padre da buon papà voleva che giocassi a pallone. Io ho deciso invece di intraprendere una carriera completamente diversa, proprio per i valori e per, diciamo, quello che avevo cercato, che stavo cercando in quel momento lì della mia carriera. E quindi ho cercato in internet nel 2008, fino al 2008, ho cercato in internet tutte quelle che erano le palestre del territorio, quelle più vicino, cercando anche quelle che facevano qualche risultato in più, e mi sono avvicinato alla Queensberry perché in quel momento storico c'era la Romina Marenda, campionessa, diciamo, italiana, pluricampionessa italiana, che stava approcciando con l'esercito italiano, che stava entrando dentro al gruppo sportivo dell'esercito, e quindi da lì ho deciso di iniziare proprio questa nuova esperienza all'interno della Queensberry Box. Mia madre mi ha detto fin da subito: scordati di combattere finché non sei maggiorenne, e da lì a 8 mesi avevo già fatto il mio esordio. Quindi se è vero, come si dice, che i vincitori si riconoscono alla partenza, ci hai dato già dei dettagli che confermano questo tipo di approccio, perché se a 14 anni emerge una leadership che ti porta a dire: io mi voglio smarcare dagli sport di gruppo e voglio andare da solo con le mie gambe, e l'hai fatto. Per di più ti sei messo a cercare la palestra dove probabilmente c'erano le maggiori opportunità
e soprattutto sei andato contro il volere, tra virgolette, ma contro il volere di tuo papà, che diceva resta nel seminato più tradizionale. Direi che è stato il meno, quello di contrastare con la mamma per non salire a fare delle gare da lì a pochissimo. Secondo me l'età giusta per il fisico e anche per appunto l'esperienza, perché è uno sport dove è richiesta molta esperienza e molte capacità personali, tra i 32 e i 34 anni è l'età ottimale per raggiungere i risultati. Tieni presente che a 25 anni avevo già vinto il titolo europeo e quindi sono stato forse uno dei più giovani in assoluto, anche se guardiamo la storia dei campionati europei, a vincere un titolo così prestigioso. Ma c'è stato un momento in cui hai capito che quella sarebbe potuta diventare la tua strada? No, e ancora oggi sto cercando il momento giusto per capire che quella sarebbe stata la mia giusta strada, cioè quale sarà il mio prossimo punto per far sì che io sono diventato un campione, ecco, perché personalmente sono uno che si mette molto in discussione, quindi non mi ritengo né un fuoriclasse né un supercampione. Certamente i risultati parlano, le vittorie sono arrivate e anche più di qualcuna. Certamente dal mio punto di vista non c'è mai stato quello scatto in avanti molto lungo che ha fatto sì che io mi sono riconosciuto un professionista a tutti gli effetti, anche perché ancora oggi io sto lavorando su tante altre sfumature che lo sport mi permette di fare, quindi quelle che sono tutte le altre mie capacità, quindi magari a livello comunicativo mi dicono sei bravo a fare queste cose qua e quindi cerco di spingere a livello lavorativo lì, poi in palestra i personal, i gruppi, le lezioni, i team building, tutte tante attività che fanno da contorno a quella che sarebbe la mia vera e propria attività, che però è la mia passione. Quindi non voglio riconoscermi dentro la mia testa come un professionista, ma voglio riconoscermi come un appassionato di questa cosa, di questo sport. Quindi dico sempre che fin tanto che parto da casa, riempio il borsone e parto con gioia, no? La mattina, anche se molto presto, per poi andarmi anche ad allenare nel pomeriggio, e lo faccio con molta voglia, faccio 81 km perché mi alleno a piove di sacco tutti i giorni, quindi sono 81 km andare, 81 tornare. Fin tanto che riempirò con gioia il borsone, quella sarà la mia grande passione e continuerò a farla. Ecco. Non c'è mai stato un momento in cui c'è stato un salto di qualità, perché è stata sempre un'evoluzione continua. Ricordo ancora l'assessore Nicolai, che era il palazzetto dello sport, e veniva a salutarmi la mattina presto mentre io coi guanti in lattice pulivo i bagni del palazzetto dello sport. Quindi da lì poi ho tagliato questo ramo per continuare l'attività all'interno della palestra che mi permetteva di allenarmi ma anche di dedicarmi alla mia attività pugilistica. Non c'è mai stato un vero e proprio passo, perché nessuno mi ha detto Luca, dedicati solo a fare l'attività pugilistica. In questo momento tu di quanto hai bisogno? Cosa vuoi fare? Guarda, ci sono le forze armate che ti chiamano all'interno, quindi molla tutto e decidi di entrare dentro un gruppo sportivo che ti permette di fare questo. La mia scelta è stata una scelta completamente diversa. Questo me lo sarei potuto permettere qualche anno fa da dilettante. Ora come ora il professionismo è tutta un'altra tipologia di attività rispetto al dilettantismo, dove i gruppi armati vengono a selezionare i ragazzi. In quel momento non avevo visto ancora, diciamo, le mie capacità, però sapevo che avevo molta determinazione e molta voglia di fare. E dopo 2 anni io mi sono diplomato geometra, quindi parliamo già in uno step più avanzato della mia carriera sportiva. Dopo 2 campionati assoluti da dilettante, ed entrambi sono arrivato sempre al 3° posto, parlo sempre da dilettante. Non sono mai stato chiamato all'interno di una selezione nazionale, perché forse la nostra palestra è una palestra poco rilevante, questo conta anche molto, lo sappiamo, e ho deciso invece poi assieme ad allenatore che è stato in grado e lungimirante, Alessandro, l'allenatore della palestra della Queensberry Box, che mi ha detto dobbiamo affidarci a qualcuno di più competente e che possa permetterti anche di arrivare tu dove vuoi arrivare. E lì mi sono poi affidato al maestro Ginofreo, che da 6 anni mi sta seguendo in quello che è stato poi il mio percorso vero e proprio professionale. Ora come ora, guardandomi indietro, non tornerei più indietro, non tornerei più ad avere uno stipendio fisso per fare lo sportivo pagato, perché tutto quello che sto facendo lo sto facendo perché mi piace, e sentirmi vincolato da uno stipendio anche se non faccio risultato sicuramente non sarebbe stimolante dal punto di vista professionale. Bene, complimenti.
è un bel rapporto. Io sono fortunato anche ad avere alle spalle una persona che è cresciuta con me, perché alla fine siamo nati e cresciuti insieme. Ritengo anche appunto una fortuna di questo rapporto che lei mi ha visto nascere dal nulla, quindi non ha mai avuto forti ambizioni perché io ero già quella cosa che sono ora. Ecco, questa cosa? No, lavora con me, parlo proprio a livello relazionale, sentimentale, ok? Questo intendo, nel senso che lei mi ha visto, ci siamo conosciuti quando andavamo ancora alle superiori e diciamo, era un ragazzo come gli altri. Poi la fortuna, la bravura, le capacità, la determinazione mi ha permesso di arrivare a raggiungere e di fare quello che sto facendo, e lei mi è sempre stata al mio fianco, nel bene, nel male, nelle difficoltà, non nelle difficoltà, cioè nel senso sappiamo tutti che insomma come sono queste situazioni. Adesso chiediamo a lei però, ma Luca diventa un po' teso, un po' nervoso 2 giorni prima di un match 2 giorni prima, importante, anche un mese, 2 mesi prima. diventa un po' intrattabile. Infatti lui un mese prima va via, va da una coppia di nostri amici a Padova. E devi stare attenta a come devi dirgli le cose, cioè se adesso gli dici sei scemo, se glielo dici fra un mese devi stare attenta al come devi dici sei scemo, cioè devi mettere i puntini sulle i con lui. Infatti devi stare cioè le telefonate arrivano a me e poi devo comunicarle a lui. La famiglia, amicizie, anche il procuratore stesso tante volte passa, anche il maestro stesso stasera mi ha scritto a me perché lui non gli rispondeva e perché ha visto strano lui ed era colpa mia perché lui oggi era strano. Quindi noi siamo stati anche fortunati ad organizzare questa serata con lui direttamente. Io volevo tornare invece ad una dimensione molto più, diciamo, tua e personale, cioè il concetto della paura. Non so se se è contemplato, perché alla fine comunque è uno sport in cui andate sul ring e comunque il vostro obiettivo è buttare giù quello che è davanti e viceversa l'altro ha lo stesso obiettivo, quindi io mi dico nel vostro, cioè tu come vivi, cioè ci pensi a questa cosa, quindi ci pensi a caspita posso prendermi una bella lasagna in faccia, non è contemplata, non ci si pensa, allora, c'è ma non ci si pensa. E poi il pugile che è lì che appunto sente a 3, 4, 5 metri il calore del pubblico, cioè quanto lo senti, quanto conta e magari anche però quanto diventa difficile da gestire, cioè nel senso caspita, da un lato è ok, ci sono tutti qua che mi stanno incitando, dall'altra parte però secondo me se uno è un attimo debole di testa può anche essere visto come mamma mia, se faccio una figuraccia cavolo davanti a mamma e papà tra virgolette che mi guardano è ancora peggio, quindi come gestisci, come saper gestire anche il rapporto con il pubblico? Di fare almeno un match soprattutto quando sono ragazzini piccoli, ma perché questa cosa ti forma molto, cioè tu vedi solo quella cosa lì come limite. Cioè io mi ricordo quando andavo a scuola, ho questi ricordi, 26 settembre 2009, cioè io andavo a scuola, cazzo dovevo fare il match, cioè ho il match, ed è uno stress importante, perché il match nello sport del pugilato, che molto non è lo sport più difficile, ma è, diciamo, ha delle particolarità, perché non metti in gioco solamente lo sport, metti in gioco la tua salute e anche la tua reputazione umana, ok, rispetto davanti alle persone, ok, perché basta un battito di ciglia e non vedere un colpo che finisci col culo per terra, chiaro? Quindi questa cosa devi sempre mettere la paura, il rischio, c'è sempre. Poi durante l'evoluzione, quando tu cresci, maturi, sei consapevole, hai dimostrato agli altri cosa sai fare, riesci anche a giocarti molto meglio le carte, perché se anche succede, tu hai già dimostrato insomma qual è il tuo valore, ok? Più maturi, certamente la tensione, diciamo la paura, la vivrai, voglio definirla come tensione. La tensione è positiva, che se devi avere la capacità di trasformarla, se no le gambe ti restano dure, nonostante sei preparato fisicamente, non ti muovi più da lì, non riesci più a fare niente, non riesci a essere lucido. Okay? Quindi la paura devi trasformarla in una giusta tensione perché devi fare un'ottima prestazione. Ecco. Il pubblico è molto importante. Te lo dico perché gli ultimi 2 match non l'ho fatto senza pubblico, che sia pro pubblico o che sia contro, perché ho vissuto entrambe le cose. L'importante è che ci sia, soprattutto quando sei una persona
come me, che sono una persona, non so se si vede, molto sanguinaria, no? Nel senso, sono molto attivo e ho bisogno di carica da fuori. Ad esempio gli ultimi 2 match che ho fatto senza pubblico era un mortuorio, era come fare i guanti in palestra, non hai diciamo come il gladiatore, insomma, quando hai il pubblico che rumoreggia, un po' questa è la sensazione, ho bisogno di sentire il calore. Allo stesso tempo il calore del pubblico, l'importante è il rumore, l'importante è quella cosa lì. A me piace sentire quella cosa lì, quel rumore che si sente da stadio, no? Ecco, perché poi l'attenzione è solo lì sul maestro. Cioè è difficile ascoltare solo una voce in quel momento lì, quando hai 2000 persone coi tamburi con 10 birre in corpo che fa un casino e tu devi ascoltare solamente quello che ti dice: gira a sinistra, guarda, gira a destra, che qua è la chiave del match, vinciamo se esce e metti il montante sinistro al corpo. Cioè diventa difficile da fare una cosa del genere sotto tutto quel casino che succede, però comunque è il giocatore in più in campo. Secondo me il tifo è molto importante, mettendo in due insieme le cose, come dicevi prima, della mamma che ti ascolta, che viene lì e devi dimostrare fino a un certo punto che anch'io ho vissuto e che fortunatamente ho fatto già quel passo dove la motivazione non è più quella cosa lì, cioè quando la motivazione diventa una missione, ok? E quindi dove ti rendi conto che le cose che stai facendo in quel momento lì adesso non devi più dimostrare niente agli altri, devi solo dimostrarti a te stesso, perché se no ti blocchi lì. Perché quando tu pensi, ma tanto qua adesso ho tutti i miei amici che mi stanno guardando, no, cioè la motivazione devi spostarla altamente sulle tue ambizioni personali, quello di dire ok, devo vincere questo perché poi voglio arrivare là, devo vincere sta ripresa perché quella dopo devo metterlo, devo vincerla ancora meglio. Cioè, subentrano altre logiche che non sono più quelle di dire esempio Morosa lì in prima fila che mi sta guardando quello che sto facendo, ok? Le dinamiche cambiano molto perché gli altri sanno già quello che sei e quanto pugilisticamente, sportivamente vali, ma ora devi trasformare quelle motivazioni, quelle forti motivazioni in motivazioni personali legate all'obiettivo che vuoi raggiungere. Ecco, queste sono le due sfumature che... Un'altra domanda sportiva prima Sì? di tornare sul professionale. Tu il 20 maggio 2017, ti ricordi che data era? Sì? Te la ricordi? Sì. Quindi la casualità ha voluto, dopo magari facciamo vedere anche a loro, la casualità ha voluto che noi eravamo lì a guardarti, eravamo lì, è stata una grande serata, c'era una persona che sta di fronte nel tavolo, esattamente di fronte a te. Noi eravamo tra i fortunati che stavano praticamente a bordo ring grazie a delle amicizie importanti che ci legano. Quindi non è che ti seguiamo da stamattina, è dal 2017 che siamo sulle tue tracce e che pian piano con dei social nostri cerchiamo comunque di supportare e di starti dietro. Quella sera c'era un diavolo che gridava in più di tutti gli altri messi insieme. Il diavolo ha capito chi era ed è stato bellissimo vedere faccio questo cenno a quella serata lì, perché il palazzetto c'era tanta gente. Valentina valeva più di tutti gli altri messi insieme per quanto urlava, però il dettaglio che più mi ha colpito quella sera prima di entrare, noi siamo, non so in base a cosa, passati e abbiamo spiato quello che stava più o meno accadendo pochissimi minuti prima. Tu ti stavi riscaldando con il maestro, c'era una finestra un po' rotta, una cosa del genere, ci abbiamo buttato un occhio dentro. Ci racconti che cosa accade in quei pochissimi minuti prima, ovattati, quando siete soltanto tu e lui? C'è la bolgia, c'è la gente, c'è la fidanzata, c'è la famiglia, ci sono gli amici, ci sono quelli coi tamburi, c'è tutto, ma in quella stanza in cui forse ecco c'era lui che riprendeva. Sì, no, allora cosa accade? In quel momento lì, diciamo, il maestro, il Catman, che è Marco Nogara, un grande amico, appassionato, che da sempre mi segue dal primo match professionistico che ho fatto, che è un farmacista, si è abilitato anche in tutta la cura delle ferite e dei traumi, dei bandaggi del combattimento, e che mi segue sempre.
E col maestro praticamente fai solamente quella parte di rifinitura, cerchi di concentrarti in quello che devi fare. Attenzione che l'errore che molto spesso si pensa è che ti programmi sempre. Ecco, la programmazione è un errore perché non sai poi in corso d'opera che cosa succede. Ecco, quindi tu sai quali sono i lavori che si fanno, sono sempre quelli di ripassare, quelli sono le cose che ti escono bene, di cercare di non fare gli errori che solitamente fai. Su questo ci concentri. Parte la prima, quindi la testa è già lì. Partiamo a prima ripresa, Luca, vediamo che cosa succede. E subito capiamo che cosa succede. Ok? Nel senso, non partiamo forte o partiamo piano. Solitamente partire piano non è una cosa che mi piace fare, quindi sanno già che non mi dicono parti forte perché parto già forte di mio. Però la capacità anche di adattarsi alla situazione è importante, quindi noi cerchiamo sempre di non ipotizzare niente nel panorama delle 12 riprese, perché queste erano 12 riprese, ma di lavorare su quelle 2-3 cose, la rapidità, i spostamenti che ci escono bene e gli errori che si fanno. Basta. Pubblico o non pubblico, io praticamente chi mi vede entrare durante questi incontri, cioè vede che io non guardo nulla. Ecco, io sono già tarato, non voglio alzare neanche la testa a guardare che cosa succede perché devo andare lì sapendo consapevolmente quello che devo fare, basta. Ok, linea nazionale e poi si parte. Questa per me è stata una grandissima impresa. Quando mi chiedono definiscimi il miglior match, io dico non c'è un miglior match, non c'è, ogni match ha la sua storia e ha una sua particolarità, una peculiarità. Questo match per me è stato importantissimo perché io ho vinto l'Unione Europea nel momento in cui Parinello era stato l'unico avversario che mi aveva battuto per il titolo italiano. A distanza di un anno mi hanno proposto di riaffrontarlo per l'Unione Europea, io nel frattempo ero già diventato campione italiano e io ho accettato. E in molti mi hanno detto, cioè in molti erano scettici perché lui era un avversario molto quotato nel panorama nazionale e la difficoltà era tanta, io me ne rendevo conto, però ormai dovevo far vedere che la maturazione era avvenuta, nonostante fosse passato solamente un anno, dovevo far vedere che io ero cambiato, non ero più il ragazzino che aveva perso il primo titolo italiano, che le gambe davanti al face to face potevano tremargli ancora. In quel momento lì le cose erano completamente cambiate, l'esperienza maturata del titolo italiano perso e poi vinto mi aveva fatto maturare la consapevolezza di che cosa voleva dire fare affrontare anche 12 riprese, 10-12 riprese su un ring. E questa è stata poi secondo me una delle grandi, diciamo, delle grandi cose che mi hanno fatto diventare grande, perché se tu mi chiedi qual è stata la prima tua grande vittoria, io dico è stata la mia prima sconfitta quando ho perso il titolo italiano con lui, che ho capito che o mi tiro sulle maniche, comincio a lavorare duramente perché perché posso farcela, perché davanti ho perso diciamo di 10 cm su una corsa di MotoGP, ok? E posso batterti e sono sicuro che posso batterti, quindi dentro la mia testa c'era quella cosa lì e dovevo batterlo assolutamente a tutti i costi, dovevo batterlo. E poi diciamo ci siamo riusciti, l'Unione Europea secondo me è stato un altro passo in avanti nel panorama internazionale. Allora il peso viene fatto 24 ore prima cioè minimo deve essere fatto minimo 24 ore prima del peso. Il mio peso, diciamo la mia categoria di peso, che è la categoria dei pesi super gallo, il limite del peso sono 122 libbre, 55 kg, 338 grammi. Non puoi pesare di più? Non posso togliere un grammo in più. Se ne di più, non vai sul ring. Sì, hai un'ora di tempo per riuscire a rientrare in peso. Il concetto del taglio del peso è, diciamo, il sistema per cui tu riesci a rientrare velocemente in peso perdendo quasi esclusivamente i liquidi che hai all'interno del tuo corpo. Ecco, questo succede, lo facciamo un po' tutti, diciamo che a livello fisico non fa bene. Cerchi di farlo nei poche ore che precedono la gara, perché così il corpo non lo manda in sofferenza tanto. Bagni caldi, saune. Io adesso ultimamente ho preso una sauna di quelle portatili, ok? Quindi tengo fuori solo la testa, esatto, sono dentro e rientro in peso molto velocemente.
Io diciamo in della mattina solitamente perdo da 1,5 kg a 2,2 kg quando riesco a fare quel... Cosa? Sì? Sì? Peso 61 kg da 55, 6 kg in 20-30 ore. Adesso peso 61 kg e mi sono pesato l'altro giorno 61 kg e 300 grammi. Poi adesso comincio la dieta quando c'è la certezza dell'ufficialità, circa 6-7 settimane prima. Comincio a bere tanta acqua, mangio, non pensare che non mangio, però sto molto attento soprattutto ai carboidrati perché consumo molto e ho bisogno anche di energie, sto molto attento ai carboidrati, elimino tutti gli zuccheri possibili e immaginabili, comunque aumenti molto la sudorazione, il peso comincia a calare ma molto leggermente. Il grosso discorso del taglio del peso lo fai soprattutto nell'ultima settimana dove non bevi più 5-6 litri di acqua, attenzione che uno dice sono tanti, ti alleni 2 volte al giorno, una sudorazione impossibile soprattutto in queste giornate calde e quindi 5-6 litri forse anche a volte non bastano, nel senso che la sudorazione è molto elevata. Poi cominci a tagliare e togliere i liquidi, quindi anche a livello di sudorazione continui a sudare, anche a livello di diciamo di urine, continui a urinare molto bene l'ultima settimana perché il corpo si era abituato a buttare dentro molta acqua. Cominci ad andare e fino ad arrivare agli ultimi giorni che quasi bevi a sufficienza. L'ultimo giorno non bevi proprio più, devi fare il peso e vai anche diciamo in disidratazione, perdi quei 2 kg che ti mancano per rientrare in peso, per quello che poi nel giro di 24 ore riesco a recuperare 6 kg, 5 kg, 6 in 24 ore. 24 ore? 5-6 kg. Sì. I colpi più, diciamo, quelli più spettacolari e che è più facile mettere i colpi sono i colpi comunque al mento perché crea diciamo, uno shock a livello sì, di testa, anche se molte volte poi l'abbiamo visto che si è tirato da davanti o da laterale, comunque è questo movimento qua che crea destabilità a livello di testa, anche se molte volte è un colpo cadi e poi comunque recuperi abbastanza velocemente perché è uno shock che è come praticamente avere un mancamento, ecco, l'idea è questa. Invece poi gli altri punti più difficili sono al corpo e sono generalmente due, uno è il fegato e uno è il plesso solare, che è la bocca dello stomaco, ok, qua sotto. Sono colpi molto difficili da mettere a segno perché mentre nel viso il colpo sia che sei contratto te ne rendi conto sia no, quando lo prendi, i colpi sotto sei l'addome contratto è più difficile. Infatti i KO escono belli, spettacolari, nel momento in cui il colpo viene preso mentre uno attacca l'altro riesce a incrociare. Quello che dicevo prima, no? Trovare la lettura del momento giusto ed incrociare. Lui parte e boom, l'ho anticipato e l'ho colpito. È lì e soprattutto nella parte bassa del corpo, nel momento di si chiama decompressione del corpo, quindi sta svuotando praticamente il tuo corpo dall'aria e si sta rilassando e tu lì subisci il colpo finché stai colpendo, ok? Perché mentre sei già in fase di ritorno contrai la muscolatura ed è più difficile che il colpo ti metta knockout. Tante volte dicono ma com'è possibile che sia andato a terra? È perché l'ha colpito nel momento giusto, al posto giusto. Ecco, un po' questo è la dinamica, quindi fegato, plesso solare e tutto quello che riguarda il mento dalle tempie in giù qua sulla parte del viso sono i punti più delicati. Diciamo abbiamo dei test da fare subito dopo, a parte che noi siamo dopo tutti i titoli siamo sottoposti ad antidoping e quindi dobbiamo fermarci a fare le urine. Può pensarti aver fatto quella disidratazione i giorni prima, aver recuperato ma averli ributtati fuori perché durante 12 riprese sudi l'impossibile, li butti fuori tutti, quindi passa anche un paio d'ore prima che riesci a fare diciamo la prova, il test delle urine, devi fare 90 ml di urine ufficialmente. E quindi finché sei lì molto spesso entra anche il medico, avendo visto logicamente l'incontro, ha capito la situazione com'è e quindi comincia a fare dei test di riflesso, misura la pressione quindi per capire se ci possono essere dei traumi causati alla testa piuttosto che al corpo, anche se comunque al corpo
Sì, un colpo al fegato, vai per terra, ma è uno shock più che altro, ecco, non è che sia, a meno che non ti rompi una costola, ma una costola te senti che se sei rotta, ok, oppure te rompi la mandibola, ti senti che ti sei rotto la mandibola, succede spesso, cioè succede qualche volta che a alti livelli si rompe la mandibola e finisci il match lo stesso perché l'adrenalina è altissima. A me è capitato di rompermi l'orecchio, cartilagine dell'orecchio e a fine del match, proprio con Parinello, non essermene neanche accorto di avere questa cicatrice che ho sotto qua e questa qua, sempre per una testata presa da lui, quindi sono andato all'ospedale, ecco lì, le foto, di essere andato subito all'ospedale, sono rimasto fino alle 5 della mattina a aspettare che poi mi aspirassero l'acido che nell'orecchio e che mi ricucissero il viso. Un po' ti fa un po' di che, cioè nel senso ti dispiace un pochino, finché sei sul ring te devi farlo, lo fai e punto e basta. Cioè, ma non è che lo vivi con cattiveria, cioè questo è il brutto che la gente pensa che tu lo vivi con cattiveria, ma non è che lo fai con cattiveria, cioè non è, sei lì a fare sport, sei lì a fare quella cosa lì, lo stai facendo quell'attività e quindi ho voluto fortemente poi raggiungere e crearmi certe dinamiche, ma anch'io sono partito da lì, ecco, e quindi cerchi di aiutare tutte quelle persone che come te sono partite e vogliono partire da lì, cercando di dargli anche delle belle occasioni e tornando proprio agli obiettivi, sono quelle cose che tu riesci a fare per loro che poi riescono anche a darti una spinta per fare poi i risultati più importanti, ecco. E ti senti gratificato tanto anche da quelle piccole cose che puoi fare, che può essere una maglietta che non ti costa niente regalarla a un bambino, che può essere tantissime altre iniziative che speri sempre che possano essere utili. Ecco, in questi giorni, per dirti, oggi mi è arrivato anche un messaggio positivo che dei ragazzi delle medie oggi hanno esibito una tesina dove mi avevano fatto un'intervista dove io ero, diciamo, il cardine della loro tesina diciamo dell'esame di terza media. Per me è stata una cosa molto bella e interessante, i professori anzi sono stati stupiti da questa cosa che hanno voluto fare i ragazzi e anche da come io ho contribuito a realizzare il loro desiderio. Cosa mi costava non fare una diretta, non fare un personal in palestra? Ho usato quell'ora per fare una live con loro direttamente, non voglio fare i soldi di quell'ora, ma poi mi ha gratificato molto fare quell'attività lì. Cioè, oggi raccontarla per me è una grandissima soddisfazione, poterla raccontare, ecco. Quindi. Luca, grazie, sei stato veramente generoso nella tua presenza, esposizione. A me non resta che omaggiarti di questo simbolo con cui il nostro club vuole esprimerti tutta la nostra amicizia nei tuoi confronti. Quindi ancora grazie per tutta la pazienza che hai avuto. No, voi avete avuto nel pazienza, raccontarti, ascoltarmi. E sei stato veramente un grande stimolo. Quindi...